Ci prenderemo cura di lei. Contessa Luisa, le presento il professor Morbin e la sua assistente, la dottoressa Verona. Dottori, prego entrate, stavamo aspettando. Buonasera. Non preoccupatevi, il tremolio è una leggera forma di rigor tremoris. Il piacere, ma non sono mia contessa, la contessa Svea. Ma siamo così per colpa del rigor mortis? Rigor tremoris, non perdoni, ma sa, purtroppo il professore non ci vede molto bene, ecco. Così dovrebbe andare meglio. Anche la prostata! Piacere, signora. Cazzo del palomo! Contessa. Piacere mio, professore. Professore, ecco lei. È sempre un piacere incontrarla. È anche incontinente! Posso dire? Tanto. Ecco, bene, bene. Prima di cominciare, collega, la venalità. Contessa, prima di procedere con la visita, volevano avere il pagamento. Nessun problema. Gisella, la busta, prego. Però, pagamento anticipato. A lei, dottor Morbin. Non si preoccupi, sono io la detta per l'incasso. Bene, ora che abbiamo assolto tutte le formalità, possiamo procedere, professor Morbin? Ho capito benissimo. Noi effettueremo la visita e poi faremo un consulto. Benissimo, dottore Brizzi, se vuole partecipare anche lei a questo consulto, misuriamo la pressione arteriosa sistemica. Pistolica 130. Diastolica 85. Ottimo. Meno male. Tutto bene, dottore? Buonanotte. E ascoltiamo. Ascoltiamo. Forse bisogna farlo respirare a bocca aperta.